Eccoci rientrati in diretta con Di Sabato Pomeriggio e accanto a me ho un caro amico, un attore bravissimo, Daniele Blando. Benvenuto Daniele. Salve a tutti, grazie. Oggi la tua presenza qui è innanzitutto perché dobbiamo salutare un caro amico che l'altra volta era seduto qui con noi per la promozione dello spettacolo che dovevate fare, poi invece stiamo parlando di Pietro Vanessi, vignettista bravissimo, grande amico, una persona straordinaria. Ha avuto purtroppo un incidente e da un mese più o meno è ricoverato in condizioni serie, una quindicina di giorni più o meno, sì. Però... E non avevamo detto niente prima perché la famiglia chiaramente aveva tenuto la cosa giustamente privata e adesso ci ha proprio autorizzato a dirlo, perché un sacco di persone si chiedevano ma Pietro che fine ha fatto? E in realtà Pietro in questo momento è intubato, quindi... Sì, in questo momento è in rianimazione, comunque io spero sempre nella sua grande tenacia. Chi mi ha seguito un po' quest'estate ha fatto anche con me un mese qui a Cusano Italia TV, abbiamo fatto uno spettacolo, un programma che si chiamava Avete tutti ragione, lui mi ha prestato le vignette per tutte le trasmissioni, ogni venerdì era con me, uno dei venerdì mi ha portato che ci ha presentato, Daniele Blando, e devo dire che poi anche tanti ospiti che sono venuti qua sono stati frutto della sua conoscenza, una persona straordinaria. Noi ne volevamo salutarlo, abbracciare la famiglia, dire che l'aspettiamo qui e soprattutto un applauso, tutta l'energia che abbiamo gliela diamo per lui, perché se la merita, perché è una bellissima persona e sono sicuro che ci faremo una risata poi. La famiglia è molto credente che chiede preghiere e noi ve lo trasmettiamo, chiediamo anche noi preghiere, perché voglio dire alla fine speriamo che vada tutto bene, siamo qui ad attenderlo. Ti aspettiamo. Ti aspettiamo. Detto ciò, noi l'altra volta abbiamo parlato, tu sei un attore, ma tu sei un attore perché sei nipote di attore, un po' questo nonno ha contribuito oltre a proietti e al monologo. Il fattaccio del Vicolo del Moro è un tuo vestito, un tuo manifesto. Però parlando di tutto quello che presenta Graziano Marraffa, qui tra un pochino lo vedremo, tu mi hai detto ma mio nonno è stato quello che in qualche modo ha lanciato il neorealismo rosa con il film Sotto il sole di Roma, perché nonno si chiamava Oscar Blando. Sì, Oscar Blando. Famosissimo all'epoca. All'epoca sì, molto. Il film vinse 3 premi a Venezia. Poi ne parleremo magari. Adesso possiamo anche allargarci che c'è già qui Graziano Marraffa per Sapore di Cinema, anche se non mandiamo la sigletta va bene. Graziano, benvenuto. Buonasera. E ti volevo coinvolgere perché quando ti ho detto prima abbiamo il nipote di Oscar Blando, tu mi hai detto no, ma questo è uno scoop, perché tu sei proprio alla ricerca poi di queste... Grazie, no? non sapevo. È una bellissima memoria. Oscar Blando in questo film era agli esordi ed era anche una bella memoria della Roma di quegli anni, del dopoguerra. Si vedevano questi ragazzi che andavano a fare il bagno nella Marrana di San Giovanni, che era storia. Poi il neorealismo rosa, cioè quando poi vai a toccare degli argomenti, più li tocchi e più scopri un mondo, perché per me neorealismo era neorealismo, questi giorni ho scoperto un mondo. E all'interno di questo film c'era anche Alberto Sordi. C'era Alberto Sordi in un ruolo parallelo, che era uno dei primi ruoli più lunghi che aveva in quegli anni. E poi anche dopo Blando ha lavorato anche con Mauro Bolognini più avanti, e in uno di questi 2 film diretti da Bolognini c'era sempre Alberto Sordi, che era guardia scelta, brigadiere e maresciallo. E tu di questo film hai qualcosa nel tuo archivio? Sì, un po' di immagini, un po' di foto di scena, di manifesti, sì. E quindi magari facciamo una puntata più in là, dove speriamo di vedere anche Pietro con Daniele, di stare tutti quanti insieme, così ci porti anche la locandina del film. No? Anzi, ultimamente mi è stata donata da grandissima persona, un signor Maggi. Mi è stata donata la fotobusta del film originale di Sotto il sole di Roma col primo piano di mio nonno. Ecco. Adesso hai detto qualcosa che lui, figurati. Sì, no, ma gli ho accennato già qualcosa prima, gliel'ho fatta vedere. Io sono sempre poi alla ricerca di materiale
diciamo pubblicitari, Anche materiali lui. di scena per i film soprattutto di mio nonno, insomma, perché non se ne è saputo più niente da lui. Nel 94 purtroppo è sparito, ma non so il motivo per cui la sua carriera si interruppe all'improvviso. Questa cosa non mi è mai... Quindi dobbiamo fare una ricerca. Dovremmo fare una ricerca che credo che non... Chiediamo a Graziano di fare questa ricerca e poi ne parliamo un po' più là. Sì. Daniele, con te ci vediamo nell'ultima parte e adesso diamo la parola a Graziano Marraffa con Sapore di Cinema. Grazie mille. Grazie a voi. Buonasera, bentrovati e proseguiamo questo percorso nella storia del nostro cinema. Oggi una puntata interamente dedicata a Alberto Sordi per il ventennale dalla sua scomparsa, nella quale vedremo come questo straordinario e fondamentale interprete e autore del cinema italiano ha raggiunto finalmente il successo cinematografico. 1953, un capolavoro di Federico Fellini, I Vitelloni, dove i comprimari di Alberto Sordi erano Franco Fabrizi, Leopoldo Trieste, Riccardo Fellini e Franco Interlenghi. Un film straordinario ambientato nella provincia riminese, dove questi ragazzi in pratica si rifiutano di crescere, rifiutano, nonostante i loro sogni, quel grande balzo che fa passare dalla vita adolescenziale a quella adulta e matura. Nonostante il lancio del film al Festival di Venezia, come molti altri film di Federico Fellini, aveva un umorismo e dei toni troppo avanti per i tempi, e anche il personaggio di Alberto Sordi fu apprezzato dalla critica, ma non raggiungeva il successo presso il grande pubblico. Nello stesso anno Steno realizza un film corale molto divertente, Un giorno in pretura, con protagonista principale Peppino De Filippo e un cast di grandi protagonisti come Silvana Pampanini, Walter Chiari e una giovanissima Sofia Loren. In questo film Alberto Sordi interpreta il suo personaggio più celeberrimo, Nando Mericoni, che era questo ragazzo che abitava a Trastevere e appunto faceva anche il bagno nella Marrana di San Giovanni, personaggi realmente incontrati nella vita reale, quindi realmente esistiti, che venivano portati sullo schermo. Il successo fu talmente grande di questo personaggio infatuato dell'America che l'anno successivo diventerà protagonista di un intero film, lo straordinario Un americano a Roma. E nello stesso 1954 Sordi, raggiunto il grande successo, comprende di diversificare il modo di porgersi al grande pubblico. Esce dalla macchietta un po' stereotipata di questo giovanottone bullo di provincia e interpreta Il seduttore, un film di Franco Rossi tratto dall'omonima commedia teatrale di Diego Fabbri, scritto da Rodolfo Sonego. L'incontro con questo grande sceneggiatore per lui sarà fondamentale, e in questa vicenda di questo piccolo uomo meschino che cerca di tradire la moglie maldestramente, la moglie era Lea Padovani, finalmente riesce a identificarsi con il suo volto, a far sì che il pubblico italiano si identifichi in lui. Replicherà lo stesso impegno nello stesso anno con L'arte di arrangiarsi di Luigi Zampa, scritto da Vitaliano Brancati, che narra una cronaca del trasformismo degli italiani a cavallo tra la fine del fascismo e l'immediato dopoguerra, un titolo che poi diventerà un autentico modo di dire nel lessico italiano. E l'anno successivo, nel 1955, con la regia di Mario Monicelli, Un eroe dei nostri tempi, con la partecipazione di Mario Carotenuto, Leopoldo Trieste e Giovanna Ralli, un film sulla prima classe impiegatizia rappresentata nel nostro cinema, una satira molto forte che anticiperà anche un po' i costumi e la maschera del futuro Paolo Villaggio. Per oggi è tutto, grazie. Grazie Graziano, vedi, è un po' uno scioglilingua. Adesso qui con me, accanto a me, l'oroscopo colto di Massimo Bomba con il suo oroscopo colto. Colto. Se sono napoletana, ho tutte le ostrette. Lo so. Hai voglia di dire che non è così, ma no, tutto bene, stai bene, hai passato la settimana bene? Figuriamoci, sì, abbastanza. Saturno come sta?
Saturno per me sta bene. Ok, perfetto. L'importante quindi, intanto, come dire, intanto no. tu devi stare bene. Chi ce l'ha contro, chi ce l'ha, purtroppo è così, tocca a tutti, è un giro, è un circolo. A chi quindi, tocca com'era, non si ingrugna? sì, appunto, difatti con queste lamentele che mi fanno e che io cerco di spiegare, guarda, Perché da te vorrebbero. sì, appunto, l'altra sera proprio ho rivisto, a proposito di cinema e di Graziano, che l'ho incontrato alla presentazione del film, ho rivisto Ida di Benedetto, che è uscito alla presentazione del film, diciamole quale film, perché non è che tutti quanti sanno a quale presentazione sei andato. Non me lo ricordo più, gli Ecco. altri non mi ricordo. Diciamo allora una presentazione di un film. L'ultimo film con Ida di Benedetto, ecco, che era protagonista e produttrice dell'opera. E vi siete incontrati lì? Sì, esatto, no, perché siamo amici, ci conosciamo bene. Fate queste cose di notturne, la vita di notte? No, mica tanto. La dolce vita? Dormivamo proprio, guarda, no, ti assicuro proprio non è così. Comunque, appunto, lei, ritornando a Saturno, siccome abbiamo parlato spesso di oroscopi di Saturno, e lei mi chiedeva 3 volte al giorno dove stava Saturno e se per caso si fosse spostato, al che gli ho detto guarda, ci mette 28 anni a fare il giro dello zodiaco, quindi ma in questo clima natalizio in cui si sta, comunque uno si diventa un po' più buono, fa i regali, cerca di insomma tirarsi un po' su, perché no, il Natale comunque, soprattutto per chi ha i bambini in casa, ma pure chi non ce li ha, no? In qualche modo cerca di essere più buono. Più buono, o comunque avere un'aria di festa, no? Dico, che posso fare? I segni ne risentono? No, i segni non, le stelle stanno a guardare, le stelle stanno a guardare e non guardano quello che facciamo noi. Loro raccontano, cosa raccontano poi è un grande mistero perché non lo sa nessuno. Sta di fatto che ci sono questi, io li chiamo flussi energetici, dove si aprono delle possibilità da una parte e si chiudono dall'altra. E quindi tocca un po' a tutti perché tanto è un giro e vediamo un po' quello che succede. Vogliamo dire i segni zodiacali? Che dici? I primi 6. Certamente, i primi 6. Allora, gli Arieti sono in una fase un po' di ripresa, per fortuna, dopo le opposizioni dalla bilancia che adesso invece non ne hanno più, perché sono molto ben sostenuti sia da Marte che dal Sole, che stanno transitando ancora nel Sagittario. Quindi godono di questo appoggio energetico. Loro poi sono un segno energetico al massimo, quindi saranno pieni di iniziative, pieni di energia, più pieni del solito di voglia di fare, già che non stanno fermi un minuto, già che stanno sempre pronti in guerra con tutto e con tutti, e così staranno ancora più in guerra, diciamo così. Poi i tori, che sei tu, ecco, il toro sta un po' in una fase di blocco. Perché adesso il toro che è vicino c'è il raffreddore, però al di là di questo... lo vedi, Venere opposta, perché il toro sta un po', benché ci sia Giove di transito, ma tu c'hai Urano, c'è Venere opposta e anche la Luna, quindi c'è un calo perché Venere in aspetto di opposizione non aiuta per il benessere fisico, non aiuta per... anche il benessere psicologico, perché quando non ci si sente fisicamente amati. non sta bene, anche psicologicamente va un po' a terra. Alla Rudolf Steiner è un tutt'uno, siamo un completo, siamo una cosa intera, non è scissa. Dunque mi sono persa però, che cosa hai detto del mio segno? Che state in una fase un po' così perché... Quindi che dobbiamo fare? Dovete stare fermi. Guarda, quando ci sono problemi... Quella è una cosa un po' difficile. La cosa migliore da fare quando ci sono i problemi è si sta fermi. Sì. Come diceva Edoardo, da passare nottata. Però io quella da passare nottata, mentre la nottata passi io devo fare qualcosa, è proprio più forte di me. Perché tu hai Mercurio nei Gemelli e quindi sei inquieta e ti annoi, vuoi sempre fare qualche cosa. Cioè, d'altronde impariamo dagli animali, no? Come gli antichi egizi che guardavano gli animali per imparare. Perché? Perché gli animali hanno un sesto senso già di loro e per esempio quando stanno male spariscono, si vanno a mettere in un angolo e aspettano. Tutti gli animali fanno così. Sì. Non c'è un animale. Gli animali si mettono da una parte e aspettano il fluire delle cose, capito? E non a caso appunto gli antichi egizi, che hanno avuto forse la più incredibile civiltà dell'antichità, credevano che gli animali fossero il tramite tra loro e gli dei perché avevano queste informazioni che loro non riuscivano a capire da dove le prendessero.
giustamente. Captando prima, quindi sanno come muoversi. No, loro pensano che i grandi sacerdoti del faraone seguivano i coccodrilli per andare a vedere dove facevano il nido, perché esattamente dove i coccodrilli facevano il nido, lì sarebbe arrivata la piena del Nilo. Cioè li usavano come sensore. Tu pensa, e quindi chiaramente questi dicevano, ma chi gli ha detto al coccodrillo di Fammi dire questa cosa che io la so. Oddio, che cos'è? Il coccodrillo come fa? Oddio mio, ma dai, no, questa come fa? Piange? Dopo come fa il coccodrillo? Tu lo sai, Alex, come fa il coccodrillo? Non mi è arrivata l'informazione. Il coccodrillo trimbola. Trimbola? Ma lo so solo io, lo so. Sì, guarda, lo sai solo te. Lo vedi? Lo sai, questo è l'effetto dell'opposizione di Venere. Secondo me guarda Alex come è rimasto. Il coccodrillo, sappilo, trimbola. Vai. Trimbola. Vabbè, esatto, okay. Il gatto miagola, il coccodrillo trimbola. Ah, beh, meno male. Non si finisce mai di imparare. Guarda, là sotto dietro le quinte ho scioccato tutto. Tra le quinte ridono tutti. Che non mi credono, ma invece è così. Vai. I gemelli hanno l'opposizione di tutti questi pianeti, quindi insomma, proprio alla grande non è, devono stare calmi, possono essere nervosi, anche se, perché poi purtroppo la Venere è uscita dalla bilancia e sta nello Scorpione, quindi gli appoggi sono pochi. Chi è nato nei primissimi gradi del segno dei gemelli, tenga presente che c'è la quadratura da Saturno nei pesci. Quindi potrebbero essere in questa fase di rivisitazione di tutta la vita. Ecco, quindi se hanno dei blocchi, se gli si sta fermando tutto, facciano un pensierino su Saturno, perché potrebbe essere quella la causa. Passerà, insomma. Sì, chiaramente, passa sempre, appunto. Il segno del Cancro, di cui mi onoro di fare parte, siamo fortunatamente sotto un buon effetto di Venere e della Luna, che sta transitando anche lei nello Scorpione, e difatti devo dire che ho fatto 2 o 3 cose che mi sono andate bene, devo dire. Quindi tu sei un privilegiato. Sì, ma non è che li ho messi io, hai capito? No, però sai come muoverti rispetto a uno che non lo sa. Guarda, non è così. Sì, tutti abbiamo, chi più chi meno, abbiamo tutti delle informazioni. Magari ci sono delle persone che hanno un sesto senso molto spiccato, l'astrologia non sanno neanche che cos'è, ma va bene così lo stesso. Altrimenti non tutti possono sapere tutto, meno male che c'è qualcuno che non sa che qualcosa che appunto, no, ma anche io non credere che sia così facile, cioè uno è un supporto, è un aiuto, adesso tutti si appoggiano all'intelligenza artificiale, agli algoritmi, no? Quando prendi il cellulare tutti troviamo delle informazioni e ci danno una mano. I leoni godono del transito positivo dal Sagittario e quindi stanno galvanizzati, anche se hanno sempre il quadrato sia di Giove che di Urano, e Venere e la Luna gli fa questo aspetto negativo, quindi non si sentono amati. Dove sta? Eccolo là. Non si sentono amati, cioè si sentono un po' poco accettati, c'è qualcosa che non va, capito? Quando Venere è dissonante ci fa stare in uno stato d'animo di non accettazione, di non benessere, e non ci sentiamo amati pure se lo siamo, perché spesso le cose sono semplici sensazioni, capito? Ecco, infatti è più quello che si sente che quello che è, perché il sentire vale più di quello che è. Esatto, bravissima. No, questo è il grande insegnamento secondo me di questi studi, delle simbologie, delle analisi, cioè che comincia tutto per essere e sensazione, sensualità, sesso, sensitività addirittura, che è la sensazione estrema, quella che capta ciò che è extrasensoriale, che esce dal possibile tangibile dei sensi, hanno tutti la stessa matrice, che significa che è un mondo di cui non si parla, è un mondo di cui non si sa, ma c'è e ci condiziona. Quindi se noi impariamo a tenerlo sotto controllo, proprio ieri parlavo con questa amica che era giù, gli ho detto: guarda, se vai giù fai 2 sbagli, mai bisogna andare giù, devi stare comunque a mezz'aria, pure se fai uno sforzo ciclopico, mantieniti a mezz'aria, perché andare giù è uno sbaglio anche di impostazione mentale. Guarda, è quello che un po' stanno dicendo anche i medici, no? Psicologia alla fine, esatto, stai facendo una seduta analitica. Sì, è proprio quella, e tu mi capisci al volo, meno male che quel Mercurio in Gemelli ti salva. Grazie, perché stai dicendo che il toro è un tontolone? No, mi raccomando, qui ce ne sono molti. Di Gemelli? Di Toro. Di Toro, no, ma il Toro non è la posizione migliore di Mercurio, però appunto tu hai anche Venere, c'hai 2 pianeti messi bene, sei fortunata. Meno male.
Poi, dunque, poi c'è la Vergine, sì, che invece appunto la Vergine è aiutata un po' da Giove nel Toro e da Venere e la Luna nello Scorpione. Quindi cascano in piedi e fanno dei begli acchiappi. Dov'è Antonella di là? Vabbè, lui cerca perché chiaramente si ricorda i segni di tutti quanti, sì. E cerca in giro tutte le persone che sono presenti per dare a ognuno. Però chi è nato nei primi giorni, proprio nei primi 2 giorni, comincia questa opposizione di Saturno che costringerà a una revisione totale. Quindi pazienza, tanto loro sono i migliori, tra i migliori dello zodiaco per organizzare e rivedere tutto. Quindi si tratta di resettare come il computer, come il cellulare. E quindi un po' di pazienza, ma ne usciremo. Siccome abbiamo ancora qualche minuto, sì. Tu come fai a mantenerti su quella via di mezzo che dicevi prima per non andare giù? Che bella domanda. Qualche minuto ci vuole qualche anno per rispondere. Vabbè, intanto prendiamo i minuti che abbiamo. Difatti, ma io sai, io ne ho viste tante nella vita e ho imparato a mie spese, anche aiutato. Perché tu dici che col tempo si impara? Certo, perché impari qui o bevi o affoghi. La vita, sai, c'ha poche... le opzioni sono 2, qui o si beve o si affoga. Quindi chi campa, chi è rimasto significa che ha imparato un po' a organizzarsi. Questa è una cosa molto importante veramente, di cui si potrebbe parlare e fare proprio un argomento perché questo potrebbe essere un aiuto per tutti. Io ho imparato che bisogna fare una lotta anche con noi stessi. Se ti lasci andare alla depressione, ai problemi, all'ansia, fai 2 fatiche e fai uno sbaglio, non riesci poi a risolvere niente. Invece bisogna imparare anche a gestirsi, perché nessuno ci insegna cosa sono le sensazioni, cosa sono le emozioni, no? Non gliene frega niente a nessuno. Perché? Perché viviamo in un mondo che pensa solo ai soldi, solo all'impostazione. Il potere ci domina con la ragione. Ci dicono qui fai questo e fai quello. Se penso a quello che mi hanno fatto fare a scuola, guarda, mi vengono certi nervi, perché mi hanno rimbambito con Garibaldi, Mazzini e Cavour. Invece mi sarebbe molto di più piaciuto studiare queste cose o altro, magari perché la musica. Evidentemente però tu sei predisposto a certe cose, perché purtroppo vanno incanalati, se un programma di studio è ci quello, tengono come le pecore. Fare. No, non puoi dire, sì, però la Montessori diceva che bisogna seguire le inclinazioni dei bambini. Lei era un'illuminata, appunto. Però tutt'oggi per andare per seguire un metodo Montessori devi andare a un asilo privato, una scuola privata, non è pubblico, quindi purtroppo per seguire una scuola pubblica gestisce molto bene con questa impostazione razionale, no? E il mondo invece irrazionale, che poi è quello di cui parlava anche la signora La Pancia, dove noi abbiamo questo famoso secondo cervello che ci fa sentire e captare le cose. Quello è stato sottostimato fino all'altro ieri, è stato scoperto l'altro ieri e ne stanno parlando come se avessero scoperto quando gli egiziani sicuramente già lo conoscevano. Ma quello è un po' quello che dico anche ai ragazzi con il nostro contest. A volte arrivano le votazioni, non significa che la votazione è perché tu sei più bravo di un altro. Quando arriva la votazione è perché magari uno ha più amici, sui social è più noto, no? E in questa ottica si deve vedere anche quello che tu hai detto prima, diciamo la preparazione delle persone dovrebbe essere individuale per ognuno, perché ognuno ha delle capacità, uno può essere bravo in una cosa e l'altro è bravo in un'altra. Però non è contemplato nella nostra scuola, ci inquadrano, perché è molto più facile gestire dei polli in batteria. Se tu sei più bravo in italiano che in matematica, tu ti becchi un 3 in italiano, magari hai 10 in matematica e dovresti seguire quello, poi magari lo segui al liceo, lo segui dopo. Io sono entrato nel Guinness dei primati perché i miei genitori, che erano disperati con me, mi hanno cominciato a far prendere ripetizioni di matematica dalla 4ª elementare, ero deficiente. Comunque tuttora i numeri però vedi alla fine in qualche modo. No, io praticamente un'operazione matematica non la so fare neanche adesso, quindi poi significa però che ci arrivi da altre parti. Esatto, non intuisco, certo, uso l'intuizione e vabbè, però ho fatto tutto un lavoro mio enorme, una fatica. Posso rubarti qualche secondo per ricordare alle persone che sono a casa di votare al numero 342 627 5717 e volevo, se fosse possibile, anche mandare le schede dei ragazzi, così li ricordiamo. Ti fa piacere, sì? Come no? Per forza, non mi potevi dire altrimenti. Con il codice 01 Alessio Caterini.
con il codice 02 Lorenzo Venditti, con il codice 03 Giulia De Angelis, con il codice 04 Andrea Sputarelli. Spuntarelli, che ho detto? Sono raffreddata, mi dovete capire. Fammi una musichina, Alex. Di consolazione. Cioè, è brava, proprio da bimba, perché oggi me ne stanno dicendo di tutti i colori, ma io non so se la febbre, Oddio, non ti vorrei mischiare niente. No, Noi abbiamo quasi terminato il nostro spazio, poi dopo diamo la pubblicità. Tu l'hai detto a tutti i tuoi amici che ci devono vedere sull'122? Più o meno sì. Più o meno cioè sì. proprio telefonate, hai detto da oggi in poi mi dovete... Insomma, io tanto sto lì che mi chiamano sempre per avere dei consigli astrologici e io ci infilo pure Telecusano, stai tranquilla. E mi sembra giusto. E adesso noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tornate qui con noi su Cusano Italia TV 122 del digitale terrestre con di sabato pomeriggio e gli altri 6 segni di Massimo Bomba. Tra pochissimo.